L'evento di oggi è dedicato ad un grande risultato che ha ottenuto il Veneto, ben 7 bandiere blu. Si è aggiunta anche Chioggia, Sottomarina, che è sempre stata angustiata da acque molto sporche legate ai fiumi Adige e Po. Davvero un grandissimo risultato anche per gli abitanti della zona. Ne parliamo con l'assessore al turismo regionale Finozzi. Ogni anno c'è la guerra, più che guerra, il confronto, la competizione sul numero di bandiere. E ovviamente ci sono delle regioni che hanno tante piccole spiagge e quindi il numero complessivo delle spiagge sono alte e ovviamente portando a casa magari la metà di bandiere blu sono sicuramente superiori in termini numerico del Veneto. Ma perché? Perché il Veneto ha 7 spiagge e più di 7 bandiere non le può portare a casa. Quest'anno finalmente siamo riusciti a portare l'Emplane, perché negli anni precedenti avevamo sempre una spiaggia, Sottomarina nel fattispecie, che era lì per raggiungere questo importante risultato, ma poi per piccoli scostamenti di parametri non si riusciva a portare a casa la bandiera blu anche per Sottomarina. Quest'anno ce l'abbiamo fatta. Allora, questo significa che a volte all'apparenza le nostre spiagge sembrano bagnate da acque non limpidissime, ma poi ci andiamo ad analizzarle e capire la qualità dell'acqua, troviamo invece che la qualità è ottima. Questo aiuta anche al turista che arriva dal nord Europa a sentirsi tranquillo, perché il Veneto è la prima regione in termini turistici, perché le nostre spiagge sono così frequentate, perché c'è tutta una serie di condizioni che aiuta il turista di essere tranquillo durante la propria vacanza. Noi quando ci spostiamo per una vacanza, qual è che cerchiamo? Tranquillità. Tranquillità da un punto di vista di sicurezza, tranquillità da un punto di vista della qualità, dell'onestà dell'operatore e anche ovviamente del livello di qualità dell'acqua per quanto riguarda il mare. Quindi queste 7 bandiere ci hanno gratificato, perché nonostante il Veneto non sia, come dire, una regione poco popolata, quindi il nostro sviluppo non abbia tenuto conto anche di ospitare industrie e così via, siamo riusciti a controllare le acque reflue in maniera tale che quando arrivano al mare non vadano a incidere sulla qualità dell'acqua. È facile come per la Croazia avere l'acqua pulita quando non ci sono fiumi che si immettono, no? Invece la caratteristica delle coste veneziane è proprio che ci sono tanti fiumi che portano detriti e acqua torbida, quindi lo sforzo che è stato fatto è stato davvero notevole. Infatti i problemi devono essere risolti a monte, perché quando li andiamo a affrontare a valle magari è troppo tardi. Come dicevo, rispetto alla Croazia, noi abbiamo un entroterra dove c'è un'importante struttura produttiva che ovviamente crea delle difficoltà anche da un punto di vista ambientale. Il fatto di tenerle sotto controllo, di gestirle, di aiutare le imprese a inquinare sempre meno, ci permette di non doverci occupare del problema a valle, perché quando i nostri fiumi scaricano l'acqua in mare sono già delle acque controllate e abbastanza pulite in maniera tale che non vadano a incidere sulla micro natura che troviamo nelle nostre spiagge. Fanalino di coda è sempre stata Chioggia, Sottomarina, proprio perché ha dei fiumi, l'Adige e il Po, che insomma sporcano parecchio. Cosa è stato fatto proprio per riuscire a raggiungere questo importante risultato? Sicuramente grossi interventi sono stati fatti negli impianti di depurazione delle grandi città che costeggiano questi 2 importanti assi fluviali. La nostra struttura, l'ARPAV, che è deputata a controllare la qualità dell'aria e dell'acqua, costantemente monitora il livello di inquinamento e ci permette appunto di controllare anche quelli che sono i momenti di incidente che possono accadere normalmente. Quindi questo costante controllo ci ha aiutato a portare anche in quel territorio una qualità che ci ha portato a raggiungere l'Emplane sulle bandiere azzurre. Auguriamo dunque buone vacanze, tranquille ma soprattutto pulite. Certo, perché grazie ai nostri comuni turistici, alle nostre città turistiche, anche durante questa importante massiccia presenza di turisti riescono a gestire quelli che sono i scarichi in acqua. Quindi se qualche turista qualche sorsata d'acqua la beve non c'è nessun problema. Bene, ringraziamo l'assessore regionale al turismo Finozzi che ci ha dedicato tempo e spazio prezioso per parlare del turismo nella nostra regione. Grazie ancora, assessore.